Il caso Muretto resta al centro dell'attenzione. Il locale iesolano, attualmente chiuso, nel mirino dopo il video che ritraeva la folla di giovani ammassati a ballare al coperto, scuote l'intera categoria delle imprese che si occupano di intrattenimento, di cui il litorale pullula. Chi sbaglia paghi, il commento di Confcommercio Jesolo San Donà. Bene ai controlli, ma no alle chiusure, dicono, visto che Jesolo è probabilmente la località turistico-balneare, si legge in una nota, che meglio sta reagendo al post-lockdown con molti turisti. Poi il dito puntato sui focolai, il riferimento ai migranti ospitati dalla Croce Rossa trovati positivi e ai lavoratori di un ristorante positivi e tutti di origine bengalese. Un'estate in cui si naviga a vista, insomma, e il governatore Zaia ha chiesto chiarimenti per il caso Muretto, convocando un vertice con il sindacato delle imprese del ballo. Scene di questo tipo si vedono frequentemente sia in via Baffile che nei pontili che nelle spiagge. Non si demonizzi quindi il popolo della notte e un'intera categoria, il succo del discorso. Certi episodi vanno messi in conto. Se è vero che si deve convivere con il virus mantenendo le persone in sicurezza, è altrettanto vero che i conti si fanno con regole incompatibili con il ballo o comunque di difficile applicazione. Tant'è che nel confronto con il governatore i diretti interessati hanno rilanciato, chiedendo misure che ad autunno permettano di lavorare in sicurezza. Una reazione importante e adeguata all'interno di locali chiusi, la mascherina chiaramente, il distanziamento dettato magari da parametri leggermente diversi rispetto a quelli che noi abbiamo in vigore. E a tal proposito il presidente Zaia ha sottolineato l'importanza di ragionare su linee guida sostenibili, in attesa dei dettami del nuovo DPCM.